Perfette, disattenzione, superficialità, imprudenza, mania di protagonismo, gusto della velocità, del rischio, alcol, droga, infrazioni alle regole, voglia deliberata di trasgredire. Ma ne vale la pena. La mattinata di oggi è stata organizzata con i ragazzi delle scuole per la prevenzione all'educazione stradale. Questa viene fatta attraverso il dottor Pelliccioli Stefano col figlio Samuel, che ha avuto 10 anni fa circa un incidente in moto, da cui poi è risuscitato alla vita grazie a un amore costante del padre e della famiglia. Noi abbiamo promosso anche una borsa di studio dedicata a Marco Belli, che era figlio di un nostro socio rotariano, di Renzo e Carla, e perciò ci siamo sentiti di partecipare in questo modo alla loro tragedia. Ciao ragazzi, ci vediamo davanti al cinema. 18 anni fa la morte voleva riappropriarsi di mio figlio, il casco che non era obbligatorio invece gli salvò la vita e si mise tra lui e la morte. La gioia di poter riabbracciare un figlio che i dottori davano per perso, 45 giorni di rischio di morte, è stato vegetativo, una paresi a metà corpo e quando è uscito dallo stato di minima responsività è diventato aggressivo, legato la parte destra, sia la mano e il piede, ha rotto il naso con un calcio. Poco importa, la prima sfida l'abbiamo vinta e ora stiamo correndo, mano nella mano, verso il trionfo, verso la ricerca di una sua identità. La gioia di aver riabbracciato un figlio talmente grande che non riesco a star fermo e ho l'obbligo di contagiare più gente possibile con questo inno alla vita. Nel momento in cui si viene fermati o magari si prende una sanzione è normale ed è naturale, come dire, avere qualche reazione non proprio urbana, insomma, ecco. Però detto questo, passatemi questa battuta, i controlli vengono fatti e noi li facciamo per evitare guai peggiori o addirittura irrimediabili o irreparabili. Per quei minuti che volevo guadagnare, ho buttato il tempo della mia vita. Che imbecille. Bella. Bella. La nostra vita è bella. Possiamo solo dire che basta un attimo per perdere la vita, ma poi non basta una vita per scordare quell'attimo. E il messaggio in particolare, oltre alle persone che godono ottima salute o anche un po' scarsa, alle famiglie che hanno un disabile, una persona con disabilità in casa, di non arrendersi, di non permettere mai a nessuno di dire che è impossibile. I ragazzi con disabilità neurologica hanno tantissime potenzialità da recuperare, il cognitivo, il comportamentale, il caratteriale, ed è la nostra mission e noi stiamo girando l'Italia e anche l'Europa lanciando questo messaggio e dicendo alle famiglie non permettere mai a nessuno di dire che è impossibile. Ringrazio il Rotary Club Castelli di Mantova e tutti i soggetti che parteciperanno a questa fantastica iniziativa.